Amici bellini, ci siamo. Prima di tutto fatemi fare uno screenshot così aggiusto questa cosa che non va bene. E lo giriamo. E prima di cominciare, perché ci siamo quasi, mancano 2-3 minuti, una menzione speciale ad un veggente, perché vi è piaciuta il giochino, mi è piaciuto pure a me, il giochino della formazione lo faremo, quindi lo metto qua e guardate il veggente ne ha azzeccate praticamente 10 su 11, una roba incredibile, guarda là, ha sbagliato solo Di Lorenzo, poi per il resto, compreso in mi ero dimenticato completamente di Elmas, secondo me Elmas lo dovevo mettere, e poi ha indovinato questa, era un bel dubbio Callecon, però bravo Enrico, shout out, quindi faremo questa cosa di uno shout out, se riesco ogni volta a fare un video pre-partita il giorno prima, magari con le probabili formazioni, magari ci divertiamo a indovinare con shout out corrispondente. E adesso via alla reazione. Petagna, noi guardiamo questa partita per Petagna fondamentalmente. E Strefezza, pure Strefezza mi interessa. Però poi vediamo. Guarda Yusai che calcio d'angolo si è pigliato, gli metto subito un più, mi devo segnare le cose. Bravo Elmas. Bellissimo ragazzi, c'è calcio spettacolo, si vogliono divertire. Speriamo che non diventano troppo leziosi in avanti, ma si vogliono divertire. Eccolo! L'ha fatto! No! Ti prego, che bel gol, gli annullate. Ah no, non c'è. È buonissimo. Gli avete tolto la soddisfazione inganna dell'esultanza pure a me. Non alzate sta bandierina nel dubbio. Bastardi. Più. Mamma mia. Perché questa è un'azione sarriana. Se voi volete ancora parlare di azioni sarriane, siete proprio disonesti. Che intelligenza Fabian Ruiz. Più. Dai Lobotta, dai, puntiamo molto su di te, dobbiamo capire. Lobotta, però quella non è la zona tua, ritorna, sei centrale. Quella è zona di Fabian Ruiz, che però Fabian Ruiz la sta coprendo, quindi attenzione. L'ha voluta piazzare il pazzo Elmas. Onside. Bravi, ma che bella pressione, c'hanno proprio voglia, voglio. Questo è bellissimo, questo approccio. Mo' bisogna tenere, però. La classe di Koulibaly. Più. Dai, vai, sponda muro, mamma mia. Meretta, più. Mario Rui, lezioso qua, eh. Siamo coperti perché Insigne è bene, però lezioso. Koulibaly. Alla grande. Ragazzi, non ci addormentiamo, eh. Non voglio che la SPAL prenda coraggio. Bravo Lobotka. Più. Più per Yusai. Cazzo, siamo tornati indietro nel tempo. Streaming di merda, schifo. Guardiamo la veggenza. Adesso Insigne la dà Yusai mette un bel cross, ma Mertens viene anticipata. La veggenza. Arriva Koulibaly dalla difesa, ma questo sarà uno schema per Callecon. Volete vedere? Quando uno ne capisce di calcio. Mamma mia, Rui. Mettete un like subito per questo fazzolettino di sfaccimma ben risolto. Lobotka c'ha il lancio, ragazzi, Ne avevamo parlato. Lobotka come pazienza. Spettacolo! No! Ecco qua! Gol di Petagna, è nostro! Il calcio è una cosa. Cioè, io stavo per dire, non vedo un Napoli così bello da una vita. Contropiede e segna il nostro Petagna. Non ce n'è. You can't make this shit up. You can't. Guarda che passaggio, attenzione. Che bel passaggio Yusai. Il più però si è perso quello di prima. Il meno non cambia niente. Oh, Elmas, ce n'era Callecon là, eh. Bravo però. Eccolo. E dai! Madonna mia, che bello per sto ragazzo, perché lo sapete, ultimamente solo il baffetto, non vedeva più la porta. Dai! Ma il più se lo prende anche Elmas, per la caparbietà. Sempre sul filo del fuorigioco, perché i passetti di Callecon sono da top player. I passetti del top player. Bravo. Bravo Yusai. Più. Ha fatto al contrario Callecon per Insigne, tutto al contrario. Rui! Madonna santissima! Ma no, di Gomit? Cioè,
attaccato al corpo. Cioè, non lo so. Uè. Qua ci siamo addormentati un po', eh? E dai! Che bello, Mertens che era rimasto defilato mentre Insigne si era accentrato. Cioè, l'immediato scambio di posizioni. Vedi che è rimasto là, ma molto prima. E poi detta il passaggio e Lollo la piazza. Grande lancio di Fabian Ruiz che si prende un altro più. È pieno di più. L'unico che non ha avuto ancora più e meno è Maximovic. Meret ti ho dato un più per... Vabbè, poi ne parliamo. Ma questa attesa snervante, che è la posizione di Mertens, no di Insigne. Ma io, ma cosa fa? No! Napoli-Sampdoria. Vabbè. Allora, qua schifezza, non devi alzare la bandierina, devi aspettare. Perché mi hai lasciato la cosa in canna così. Poi voglio vedere quello là di Insigne. Questa pure vorrei rivedere l'azione un pochino da capo per capire se qualcuno ha sbagliato. Yusai dalla zona sua. Qua bellissimo. Cate imbarato che la bandierina te le mandano in mano perché Callecon poi la controlli dopo. È bene aspettare dopo sul gol di Insigne, però... no, ma... Ce li fate vedere queste linee che avete disegnato a Photoshop belle doppie? Aro sta sul replay. L'avete visto solo voi, però. Abbiamo rivisto. L'avete visto in privato. Stai bene coi capelli così? Niente, non si può vedere. Vabbè. Andiamo avanti. Mamma mia! Mario Rui col destro, attenzione! Yusai. Bravo però! Maron! Ma voi lo sapete che io non lo stavo guardando proprio a Mertens, guardavo solo a Callecon al centro. Maro Yusai! Maronna mia! Meret! Buono! Stava meglio posizionato Fabian Ruiz. Cambi necessarissimi perché ci stavamo un po' tutti addormentando. Mi fa piacere vedere Lozano a sinistra. Magari vediamo qualcosa di diverso. Dai Lozano. Ciucchi! Il VAR non può mentire, ma noi non lo possiamo vedere. Cioè, penso sia la prima volta nella storia che un gol annullato dal VAR non viene fatto il replay nemmeno dopo. Avete avuto l'intervallo, il cooling break, milioni di pubblicità. Non lo potremmo vedere, sta lì. Milik! Uè! No, Callecon, che cosa hai combinato? Questo fa il paio con Gagliardini, con Bernardeschi. Ragazzi, facciamo sto 3-1, dai, perché questa partita in bilico non c'ha azzecca proprio che resti in bilico. Vista la superiorità, visto il calcio champagne del primo tempo, non esiste proprio. Bravo Lobotka. Bellissimo! Bellissimo! Amin! Ma questo è un gol di Fabian Ruiz. Boom! Yusai capitano! È un momento speciale! Capitano. Bravo Lobotka! Lobotka straordinario, Lobotka è bravo, è proprio bravo. Sta facendo dei movimenti da... non lo dico. Da capucchione. Val di fiori, val di frutta. Bravo Lozano! Madonna santa quanto era vicino! Lozanuccio in grande forma. Ma Isai capitano non lo superi mai. Ma il recupero di Yusai! Lozano se ne va solo lui. Il vento messicano. Bene, bravissimi. Insomma, clamorosamente è finito tutto. Cioè, ci vediamo la prossima volta. Stavamo vedendo addirittura il defaticamento di chi non è entrato in campo. E il gol di Insigne non l'abbiamo potuto vedere. Vabbè, mi fido perché mi devo fidare. Però è strano non vederle certe cose. Ragazzi, che gran Napoli. Una partita fondamentalmente mai in discussione. Però è un po' troppo in bilico a un certo punto. Volevamo finirla, però era chiaro. Mi è sembrato chiaro dall'inizio che il Napoli l'ha approcciata molto bene. Avevamo paura dell'approccio con le piccole. Oltretutto dovevamo vedere un po' di dominio, perché ci stavamo abituando al Napoli che si difende solamente e poi riparte le ripartenze. Abbiamo parlato, hanno parlato di catenaccio. No, il Napoli può fare la partita tranquillamente. Molto dinamismo. Io qua c'ho i più e i meno, non si vedono. Vedete i più e i meno? E più e meno significano una serie di cose che poi si trasformeranno in pagelle domani, ma adesso
vi gustate semplicemente questo. E bene, molto molto bene, perché abbiamo visto grandi risposte dalle seconde linee, chiamiamole seconde linee, ma non lo so, cioè va benissimo. Gattuso ci dimostra che quando deve prendere la partita in mano lo fa e decide. L'abbiamo fatto bene col Verona, l'abbiamo fatto bene con la SPAL. Siamo proprio contenti, almeno io sono proprio contento, mi sono proprio divertito. Il primo tempo proprio calcio e champagne. Poi nel secondo ci siamo un attimo fermati, ci siamo rilassati, la SPAL molto più indietro col baricentro, quindi diciamo aspettavano veramente di ingarrare un contropiede che non è riuscito. Hanno avuto un'occasione dove Meret è stato pronto e il resto bene. A me piacciono tutti questi più che ho messo. Yusai capitano. Quindi se avete visto tutto il video e non l'avete skippato fino alla fine, perché si skippano i video, non si skippano i video, hashtag Yusai capitano, perché è una roba straordinaria. Mentre le altre squadre, insomma, l'Atalanta continua a vincere e purtroppo, ragazzi, dobbiamo farcene una ragione, che è non sono raggiungibili. Altri 12 punti, le partite sono sempre di meno a disposizione. Possiamo ragionare sulla Roma, perché la Roma ha perso col Milan. È lì che tu, a quel punto, se ti vuoi togliere uno sfizio, ragioni sulla Roma. Il Bologna batte la Sampdoria, che si inguaia. Il Verona, il Sassuolo è riuscito a recuperare sul Verona, roba incredibile verso la fine a questo punto, perché erano in vantaggio. Sassuolo che si dimostra mai domo contro un Verona che comunque ne fa 3 in trasferta, è stato così. Atalanta, l'Udinese. E adesso tocca a Parma-Inter, che vedrò, non so, probabilmente non credo, perché mi vado a rilassare con un drink. Un bacione a tutti. Se avete visto il video dal cellulare lasciate un like, se l'avete visto dal computer iscrivetevi, o viceversa. Da New York, Valerio Fluido è tutto.